Ecco, vai Stefano. Ciao ragazzi, lui è Enrico e qui sul porto di Cavallino, Tre Porti, sta preparando la griglia per celebrare il frutto del lavoro di oggi, perché stamattina siamo partiti per andare a pesca, una giornata a pesca insieme ad Enrico, pescatore professionista, pensate, 24 anni, ma una passione nata già diversi anni fa. Ed è stata l'occasione per conoscere da vicino le fatiche ma anche i piccoli segreti, quelli che mi ha voluto svelare, di questo lavoro affascinante ma veramente duro. Quindi adesso vi proponiamo la cronaca di questa giornata, con la partenza un po' movimentata, diciamo, ecco. Che siamo? Sì, che siamo. Allora andiamo all'avventura. Andiamo, dai. Andiamo, Siamo pronti? Ma certo, dai, calma, Dai. andiamo a pescare. Via, parto, andiamo. Tutto Stefano. Ti avevo detto che partivo. Marinai, donne guai. Mamma. Demo, dai. Finché siamo ancora al limite lo chiedo. Dov'è che andiamo? Stiamo andando in fondo fino alla fine di tutta la laguna nord. Per pescare che cosa? Orate, branzini, si spera, e cefali. È la stagione giusta È questa. la stagione giusta. E perché andiamo proprio lì? Perché il pesce in questa stagione con il caldo si porta proprio in ultima, sull'acqua più bassa, calda e ricca di cibo, di mangiare, insomma. E perché che andiamo a Stora che ieri alle 2 del pomeriggio giusto per fresco? Qua è un po' un segreto professionale, però scivolo, vi dico la verità, c'è la marea giusta, quindi di più non posso dire. Boh, basta. Sono partecipe del tuo segreto, te mi fai morire, ma e credo. Andiamo. Mettete duro però. Dai. Mettete duro! Mi sono reso conto che a volte chiedere a un pescatore dove va a pescare è quasi come chiedere a un cercatore di tartufo dove li va a cercare i suoi tartufi, tutto circondato da una piccola aura di mistero. È un po' così anche per Enrico, anche se non ci sono stati tanti scrupoli nel farmi conoscere la zona dove siamo andati a pescare. I segreti sono un po' nella tecnica di pesca, evidente come vedrete nelle immagini, ma con tanti piccoli accorgimenti che non mi ha voluto svelare e che io francamente quindi nemmeno ho capito. Ma credo che quello che vedrete rappresenti l'ingegno e l'abilità che è richiesta a chi fa questo mestiere. Siamo arrivati, Enrico? Siamo arrivati. Dove siamo esattamente? Siamo vicino a casa, perché la marea non è ancora tanto alta, quindi ci siamo fermati vicino al porto. Quindi quanta acqua c'è qua? 1 metro adesso. È Sì. sufficiente? È sufficiente per provare, sì. E adesso cosa devi fare? Adesso mi vesto e dopo caliamo finalmente le reti e subito dopo inizieremo a spaventare il pesce. Portiamo il pesce vicino alle reti e correremo, almeno ci prendiamo un po' di aria fresca correndo su e giù, spaventando il pesce in questa giornata freschissima di agosto. Cioè usiamo la barca allora? Usiamo la barca, corriamo, praticamente portiamo il pesce verso le reti, lo spaventiamo e lo portiamo verso la nostra rete sperando che ci siano pesci interessanti, insomma. Insomma, adesso speriamo di sì. Speriamo, dai. È tutta sta fatica, era tutto sto caldo.
ne parla per la pescata? Sì, dai, c'è un po' di misto. Vedo tanti cefali. Sì, cefali in generale. Eh. Se parliamo di cefali, sono 5 tipi di cefali. In questo caso abbiamo una bella bosica. Ah, Si riconosce perché ha un corpo tanto bello grasso, certo. dall'occhio scuro, Mm. dalle striature che ha. Invece questo è uno tregano, è simile, però è un po' più stretto. Poi c'è la macchia gialla qua, vero? Macchia gialla è importantissimo, però non è solo l'unica cosa che ha lo tregano di particolare. Oltre alla macchia gialla è anche tanto bavoso, tanto viscido. Ah, È la caratteristica dell'otregano. Dopo c'è la volpina, che è un altro pesce molto buono che non abbiamo preso, il causteo, che invece è un cefalo, insomma, meno pregiato. il più pregiato qual è? La volpina, secondo me. La lei è anche volpina, più la fatica- bosica e anche l'otregano. Tutti pregiati allora. Diciamo che se uno apprezza, sa mangiare pesce, sa di cosa stiamo parlando, ecco. Sono tutti È una buoni. pescata che soddisfa, diciamo, la giornata del pescatore, questa la può soddisfare? Sì. Sei abbastanza contento? Sì, Ti ha sono portato abbastanza contento. fortuna? Mi hai portato fortuna, Stefano. La vita da pescatore di Enrico è sostanzialmente questa, ogni giorno. Beh, ovviamente cambiano i pesci che vengono presi, cambiano i luoghi, cambiano quindi anche le metodiche di pesca, ma sostanzialmente il lavoro si svolge in questo modo. C'è una cosa però che soprattutto negli ultimi anni non cambia ed è la problematica relativa alla presenza del granchio blu, questo infestante che sta procurando veramente dei danni importanti non soltanto per i pescatori, come tra poco sentirete, ma anche per la stessa fauna ittica dell'Alto Adriatico. E allora andiamo a capire come vive quotidianamente questo problema chi ogni giorno è a contatto con questa realtà, il granchio blu. E ne abbiamo pescati parecchi nella mezz'oretta più o meno in cui siamo stati nel luogo che adesso tra poco vedrete. Questo è il granchio blu, guarda. Eh sì, questo qua è il mio amico granchio blu. Eh. Amico sarcasticamente, perché se dobbiamo dire la verità è nemico. Quanto danno vi provoca? Non tanto, di più. Di più. Di più. Adesso facciamo un piccolo ragionamento. Di solito perché si muovono di notte, di giorno ne prendi pochissimi. Di notte ne prendi uno ogni circa 3 metri. Ok? E provate a immaginare se io vado a pescare tutti i giorni per un mese. Eccolo, guarda. Stavo parlando. Guarda, Un altro. guarda. Oh, che roba. Ok, di notte ne prendi il triplo, ok? Quindi se tu fai un mese di lavoro, non so, fai 20 notti, queste reti, questo calo di rete, che non vi dico neanche quanto costa, lo butti in bidone. E questo è il danno maggiore che fanno Sì. o c'è un danno anche per l'altra fauna ittica? Anche per le vongole, cioè è un disastro. Nelle vongole crea danni assurdi. Guarda qua 2 orate, fatalità. Dopo i granchi ci sono le orate. Era un altro granchio però. Non c'è la possibilità di un utilizzo gastronomico importante per i granchi? Per il momento ci sarà anche magari la possibilità in futuro, ma per il momento non li pagano. No, No, perché adesso valgono veramente troppo poco. Sono più danni che fanno. Certo. Anche togliendoli uno a uno, perdi tanto tempo. Non c'è modo di contrastarli? Esistono delle politiche di controllo? Adesso stanno provando a debellarli con le gabbie, con le nase, però ce ne sono troppi. Ci vorrebbero metodi più drastici? Più drastici, sì. Però guarda, un altro. Iniziano ad essere tantini. Sono tanti, che roba. Da quando si è cominciati ad avvertire questo problema? 5 anni fa, ma 3 anni fa proprio sono arrivati in bomba, in massa. 3 anni fa sono esplosi, adesso ne vedo sempre di più. Però loro sono messi peggio di noi. Loro ne hanno veramente tanti. Là proprio il granchio blu ha trovato l'habitat perfetto, mangia vongole a nastro. Siamo pronti, Enrico? Quanto manca? Sì, Stefano, 10 minuti. 10 minuti, allora giusto il tempo per far vedere ai nostri amici le mie straordinarie abilità di pescatore. Come ciappo le orate mie, ragazzi, nessuno.
No, sembra facile, mi devo dire adesso. Sembra facile? Non provare se vuoi. Cosa dici? Dai, Proviamo? dai. Vai, mi piace. Via. Mai fatto, proviamo. Via. È sempre una prima volta, ricordo. Però parti piano. Va bene, dai, pa stavolta. Non sarebbe da me. Però, vai. Io provo. Pronto? Andiamo! Andiamo. Vai! Prendi il segnale, Stefano. Togo è segnale, che è quella. Ecco. Che boia, che basso. Ecco. Su. Boh. Che vuol forza qua. Ma che hai le spalle buone, amore. Dai. Adesso? E adesso la mettiamo in rullo. Vai, fai passare questa corda dentro il vericello. Dentro vericello, pronti? Ma aspetta però. Ok, perfetto. Gli siamo? E adesso partiamo. Adesso io ti gombio. Vai. Prendi questo qua più scuro che è il suro. Questo? Vai, vieni dietro, vieni dietro, vieni dietro. E andiamo, vai. Per mia fatica però. È che non vedo pesse. Falle tutte, dopo ne riparliamo. Abbi fede. Tutti i giorni, Enrico? Sì, è il mio lavoro, però lo faccio volentieri. Perché la tua è una passione è nata spontaneamente? Spontanea, proprio. Non è ereditata? No, magari nessuno in famiglia, neanche uno zio, nessuno di pescatori. E come mai invece tu? Teste matte, amore per la natura. Sai com'è? Il cuore non si comanda, in Certo. amore. Io sono innamorato di quello che faccio, quindi. Ascolta, però come perché? Abbi fede, aspetta un attimo. Sì. Non è sempre domenica, Ho capito, le per mercoledì. quello si chiama pesca. È imprevedibile. Possiamo anche non prendere niente, non penso, No. dai. Se no stasera si mangiamo. Stasera non si mangia un tubo? No, dai. Vedrai che un bel pranzino, un po' di orate le prendiamo, sì. Vabbè, se no te mi proponevi un toast e te via. Ascolta, ma quanti metri abbiamo da tirare su? 500 metri. Quanti? 500 metri. E quanti che ne abbiamo fatti finora? 50. Ah, sono già che vuoi? E che siamo in secca. Se fosse più acqua sarebbe il triplo della fatica. Ah, mi sono secca di energia però. Ora abbiamo mio, non puoi fare il pescatore. No, ma neanche che pensavo, però mi piace anche a me fare queste robe qua, ma mi frego sempre cosa ho avuto. Ecco. Fermo, ecco. Vai. Eccolo. Vai Stefano. Una. Ara, fermo. Due. Ara. Vai. Ai, vacca poi la becca. Sì. Ma che anche beccone che c'è qua. Adesso? Adesso devi provare a smagliarla con calma, senza rompere le maglie. Vediamo. Ma raga, le lische Guarda. veramente? Sì, punge. Vedi, fai così. Le maglie. 6. Mi fa rabbia però, Beh. Caboia. Ecco, dai. Vai, con calma. Ecco, da dove le butto? Mettila là nel secchio. Speriamo di prendere delle altre. Sai che ti fuori tira su le altre 500-400. Ecco, no. Bravo. Questione di orgoglio. Oh. Hai visto? Ma allora sei un pescatore anche te? Sì, della domenica. Professionista? Sì. Dai, andiamo avanti, dai. Ma Enrico, che spettacolo. Sì. È il frutto della mia fatica. Della nostra fatica. Questa del nostro sarà, lavoro. questa come me la ricordo questa che la faccia, Lucia Pamiglia. È quella tua, quella che ti ha Questa sarà, appunto. sarà l'orata più buona che ho mai mangiato e la mangiamo su questo peschereccio, ma c'è un motivo, vero? Enrico? Sì, questo peschereccio è la mia sfida. Il prossimo anno proverò per il primo anno a portare i turisti e fare un giro turistico di pescaturismo.
nel mio peschereccio. E quindi potranno fare quello che ho fatto io? La tua esperienza uguale tutto il giorno, mezza giornata o 3 ore. E alla sì, com'è. fine E alla fine bisogna dirle sì. tutte le robe, perché se no... È che dopo sai com'è, dopo si innamorano subito del cibo, vogliono subito mangiare, invece prima c'è la fatica. No, prima la fatica, così dopo, E dopo- il sapore e è dopo, più buono. E dopo Se mangia. una bella bottiglia di vino anche, se a casca. Io ho avuto la fortuna di farla oggi, questa esperienza, in anteprima. Tra poco sarà pronto, l'anno prossimo Ci siamo, L'anno l'anno prossimo prossimo promesso sarà operativo. vivetela, ve la consiglio vivamente perché non si dimentica. Sono te fa, però contento, finalmente adesso tasto la mia oratina. Bocca al lupo per tutto, Enrico. sai? Grazie Stefano. Ci vediamo alla prossima stagione. So che aspetto di sentarmi su a me. E adesso mangiamo, dai. Andiamo, Dai, dai. una Oh, bottiglia di dai. vino, dai.